Amici di Gazzetta Regionale, siamo con mister Albino Isabella, tecnico della Tor Tre Teste. Ciao mister, innanzitutto. Ciao, ciao a tutti voi. Una finale tiratissima, si è conclusa 0-0 nei regolamentari, ci sono voluti supplementare addirittura i rigori, l'avete poi persa i rigori, lo sappiamo, sono una lotteria, sicuramente ci sarà tanta delusione dopo un bellissimo percorso che ha fatto con questi ragazzi, siete arrivati fin qui e perdere i rigori immagino faccia male. No, ti contraddico subito. Noi abbiamo fatto il massimo. Forse abbiamo fatto più di quello che potevamo fare. Sia per delle caratteristiche di squadra, la società lo sa da un mese, cioè avessimo alzato il titolo regionale avremmo fatto un miracolo sportivo. Non allenate tante di squadre, ok? E abbiamo fatto il massimo perché in un ambiente così disgregato, e premetto la società, io devo ringraziare Tor Tre Teste, perché a Tor Tre Teste da 20 giorni mi mette in campo a disposizione tutto il campo intero, mi sposta gli allenamenti, vengono a vedere tutti gli allenamenti, tutte le chiacchiere che senti dire io non le confermerò mai perché vedo tutto l'opposto, ma io quest'anno ho visto delle cose in un ambiente di settore giovanile inenarrabili, inenarrabili, posso scrivere un libro. Per concludere, un genitore che perde il figlio e insulta l'allenatore davanti a tutti facendo gesti che qualificano la persona, ma ho ricevuto strilli dalla tribuna, ho ricevuto genitori che si sono avvicinati a bordo campo e ho ricevuto chiamate. Ragazzi, io penso che il rigore, lo sai, 2 anni fa siamo ai rigori. Il rigore, oltre che un elemento tecnico, è anche energia, positività, unione, condivisione. Ma se perdi una partita di rigore, il tuo primo pensiero è insultare l'allenatore. Come fai? Quindi noi abbiamo fatto il massimo. Io ti dico che avessimo vinto, noi abbiamo perso con una squadra più forte di noi, perché io l'ho detto dal girone di andata, e la speranza mia era vincerla nei 70 più 20, altrimenti i rigori con questo ambiente, non lo so, sarò matto. Io ci credo a queste cose. Abbiamo sentito il tuo sfogo, mister. Ti voglio chiedere però se ti porti, quanto ti porti e se ti porti anche qualcosa di positivo da questa avventura. Come hai detto, sei entrato in una società comunque che è prestigiosa della nostra regione, sei stato già in altre, però insomma hai trovato un ambiente importante, come hai detto anche tu, anche con i ragazzi comunque. Magari sarà stato anche difficile, no, riuscire a dargli la testa giusta, viste queste situazioni che ci hai raccontato, e ci sei riuscito, perché se siete arrivati fino a qua a giocarvi questa finale vuol dire che il tuo lavoro l'hai fatto bene, anche Poi, se magari qualcuno sostiene il no, contrario. no, 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 che mi porto dietro è il rapporto con questi ragazzi, perché io sinceramente non so come hanno fatto. Tu considera che noi giochiamo con l'Ostia Mare l'ultima di ritorno, e dopo l'allenamento si sapeva già che 2 erano andati a parlare là. Ma ti posso dire il nome delle società che hanno parlato già, cioè come si fa? Mi porto dietro che ovviamente non è che i ragazzi si alzano e vanno da soli lì, cioè, quindi mi porto dietro dei ragazzi splendidi, splendidi. Penso che insieme ai 2006 della Lodigiani il miglior gruppo che un allenatore possa allenare, professionisti nella testa. Io non so come hanno fatto a resistere. Certo, poi è normale che se devi fare una corsa in più, quando c'hai magari a casa qualcuno che ti dice ma tanto questo è, no, tanto se ne andiamo, cioè come si fa? Quindi mi porto dietro questo rapporto che ho instaurato con loro. Io con il ragazzo che ho avuto una discussione col papà a fine partita, gli ho detto tu non c'entri niente, quindi io ti devo solo ringraziare perché hai saputo resistere. Quindi è un rapporto importante. Sicuramente se l'avessimo concluso in un altro modo, premetto della tua spoiler, io avessimo vinto il titolo non avrei fatto le fasi nazionali per protesta. Cioè io non mi sarei presentato e la società lo sa. Poi mi prendevano per matto, ma io ho le idee un po' tutte mie. Grazie mister, ti ringraziamo anche per la tua sincerità, non è da tutti arrivare a fare un'intervista del genere, sei sempre stato così, ti conosco ormai da anni, quindi grazie per la tua sincerità, complimenti comunque per il percorso che hai fatto e poi in bocca al lupo per il futuro, qualsiasi esso sia. No, no, vabbè, ma bisogna essere sinceri perché poi in questo mondo un po' omertoso, che tutti sanno tutto ma non dicono niente, io rimpiango i Massimo Testa, gli Antonio Di Bisceglie, la sincerità loro, io vengo da quella scuola lì, tanto a me non mi interessa niente, chi mi vuole seguire mi segue. Grazie ancora. Grazie mister.